Gentili telespettatori, bentrovati dalla redazione TPN Veneto. Venerdì 2 luglio alle 17, dunque, presso la sala consiliare del Palazzo Municipale di Portogruaro si terrà l'incontro a cui sono stati invitati i 44 sindaci della provincia di Venezia e i parlamentari veneziani, a cui sarà chiesto di rivedere i tagli della manovra finanziaria del ministro Tremonti. Questa è la decisione nata il 24 giugno scorso nell'incontro a Mira con una delegazione di sindaci del territorio. Il sindaco di Pramaggiore, presidente della conferenza dei sindaci del Veneto orientale, Igor Visentin, sta coordinando questa azione contro i tagli e dirigerà i lavori della riunione. L'obiettivo è quello di proporre una serie di emendamenti ai nostri parlamentari che vadano a tutelare gli enti locali. Il sindaco di Portogruaro, Antonio Bertoncello, che rappresenta l'incontro territoriale a Mira, che sta compartecipando all'organizzazione dell'iniziativa, si è così espresso. Il territorio non poteva non intervenire in modo deciso su questa iniqua manovra, così la definisce il sindaco Bertoncello.